Salve a tutti e ben ritrovati, sono ancora in compagnia di Franca Gualmini. Oggi purtroppo è l'ultima puntata e oggi purtroppo si conclude questo viaggio intorno all'esperienza artistica di questa grande artista che sono molto contenta di aver ospitato oggi. Parlavamo ieri nelle puntate precedenti comunque dei tuoi successi, del fatto che anche il Papa, diciamo, ha avuto modo di apprezzare i tuoi dipinti, grazie anche alla figura di Vincenzo Signorale, che comunque ti ha sostenuto e ti ha supportato. Io però so che hai realizzato un quadro per Schumacher, è così? Sì, è vero. Come sei entrata in contatto con lui? Come è avvenuta questa... Sono entrata in contatto con lui direttamente subito. No, è successo casualmente che alcuni amici appassionatissimi di Ferrari nel 2003-2004, quando Schumacher era ancora alla Ferrari, mi chiesero: ma perché non fai qualcosa anche per noi? E io dissi: ma guarda che non è che possa fare le cose così. La Ferrari c'ha un copyright che è molto duro, insomma, molto rigido. E quindi non è che posso, però intanto mi accarezzava l'idea di poter fare qualcosa, ma avevo voglia di rendere qualcosa di sportivo artistico e non era facile. E a me le imprese poi difficili mi piacciono, quindi è diventata una sfida, no, per me riuscire a fare questa cosa. E quindi cosa feci? Ho preso in mano il telefono e telefonai alla Ferrari dicendo: se, perché mi era già, intanto mi era venuto il flash, mi era uscita l'idea di cosa fare, ispirandomi alla pubblicità della Shell. Volevo fare un mio cavallo, non il cavallino, che era troppo banale, insomma il cavallino già di per sé è un'opera d'arte, ma volevo fare un mio cavallo nell'acqua col muso della Ferrari di quell'anno. Avevano cambiato anche appena un piccolo particolare e dentro l'acqua ci ho anche messo il mio omino volante, proprio appena accennato. Con l'oro sotto a segnare la velocità sulle linee, perché l'acqua diventavano linee dopo sul quadro. Però un'incisione, cioè un acquaforte, che ha un'incisione su lastra di alluminio che poi viene pressata e tirata in tirature numerate e firmate. Cioè, così posso anche soddisfare gli alcuni amici che mi avevano chiesto questa cosa. Quindi telefonai alla Ferrari, mi rispose prima l'ufficio tutela del marchio, mi dissero che non si poteva fare assolutamente niente. Però dopo mi dissero: però aspetti che le passiamo una persona che forse le può dare una mano. E mi passarono la dottoressa Mingozzi, che era all'ufficio marketing. Mi disse: guardi, l'idea non mi dispiace, la richiamo e le faccio sapere qualcosa. Io ormai non ci speravo più che mi richiamasse, avevo lì la lastra, che avevo già in mente cosa fare. Però un Ma giorno loro invece mi ha richiamato, dopo 20 giorni. non avevano neanche visto una bozza del No, tuo infatti lavoro? mi richiamò, tanto probabilmente si era informato sulle mie attività, perché avevo parlato Certo. anche dell'oro, di applicare l'oro, e quindi lei mi richiamò e mi disse: guardi, faccia una cosa, faccia la lastra. E da quello che ho capito, non usi del colore, faccia la lastra e venga giù a farmi vedere cosa ne esce. Allora io incisi la lastra e poi andai a tirare la prima prova d'autore. E poi andai giù alla Ferrari a fargliela vedere. Lei quando la vide mi disse: guarda, per me non c'è nessun problema, puoi tranquillamente fare quello che vuoi. E io dissi: però lo voglio per iscritto. Infatti mi fece mandare un'email, mandai l'immagine dell'opera Certo. per email. Lei mi rispose dandomi l'autorizzazione e quindi ho potuto fare la tiratura. L'ho fatta applicandoci l'oro, eccetera. Poi mi arrivò la dedica di Schumacher attraverso però un dirigente della Ferrari. Il dirigente mi portò in ufficio, mi ricordo che io feci salti di gioia, perché per me allora anch'io sono una ferrarista, quindi Certo, così deve è essere stata stato, una bella sì, soddisfazione, molto bello, è diciamo. stata una bella storia, mi è piaciuta tanto anche a me. Quanto ci hai messo per realizzare Perché questo è quadro? abbastanza, sì, perché poi sull'astra incidere solo la macchina, il cavallo, insomma non è facile, bisogna andare molto piano perché sulle lastre di alluminio non si può cancellare, bisogna usare una punta, incidere proprio, quindi se si sbaglia il disegno poi va tutto in speculare, cioè come lo specchio, no? Poi quando viene pressata la lastra quindi se io devo fare una casa cioè, o una chiesa la devo fare a rovescio, praticamente devo disegnare a rovescio con una punta, non è facile. Comunque dopo loro diedero il numero 1 a Schumacher,
Ecco perché mi arrivò la dedica. Il numero 1 venne dato a Schumacher, il numero di 101 di 150 venne dato a Schumacher dalla Ferrari. Ah, perché tu realizzasti La tiratura con questa tecnica di acquaforte si chiama, quindi incisione Ah, su ok, rame, che dopo acquaforte. viene tirata sulla carta. Adesso spiegartela è un po' lunga, No, no, siccome so che no. abbiamo solo un quarto d'ora, non so spiegarti tutta la tecnica No, dell'incisione. no, io Comunque, diciamo, conosco la tecnica, è una, possiamo dire che comunque è una tecnica di riproduzione seriale, è una sì. delle Però con incisione tecniche di manuale. incisione che permettono appunto una riproduzione seriale di una stampa o comunque di un disegno. Esattamente. Quindi è una cosa che ti ha stimolato ancora di più Sì, questa soddisfazione che hai ricevuto. Hai Intitolai il quadro La sfida, non solo riferita alla sfida che ho ricevuto come stimolo io dai miei amici, ma anche perché lui sfidava comunque, io poi avevo fatto anche la dedica a lui, avevo fatto proprio la dedica. No, certo, immagino che devi... insomma, sai la dedica? Se vuoi che sì, se vuoi leggerla, trovo, sì, certo. dovrebbe esserci qua. Sì, eccola qua, guarda. Io gli scrissi il numero 1 al numero 1. Il cavallo è simbolo di forza e potenza dell'istinto e della passione. L'acqua è principio vitale, la guida rappresenta il controllo della potenza e dell'istinto. La velocità è emozione pura, come l'oro, per le emozioni che ci hai dato. Dopo la Ferrari lo diede a lui, Molto numero bello. 1. Sì, questa era la mia dedica che gli feci. E quindi lui ne ricevette una copia? Sì, la prima copia fu data dalla Ferrari a lui. A Schumacher. E dopo la 2 ce l'ho io. La 2 la tengo io. Direi che è un bel traguardo a proposito di sfide. Invece quello che ti volevo chiedere è sempre relativo al confronto tra la tua pittura e la scrittura. Tu hai detto io non mi definirei proprio una poetessa perché è uno strumento di cui mi servo soltanto raramente, è uno strumento occasionale, l'hai definito così. Esatto, sì, sì. Io ti dico quello che penso, che sebbene la scrittura sia uno strumento occasionale, è comunque uno strumento che possiedi. Al di là del giudizio funziona o non funziona, è bello o non è bello, è uno strumento di cui ti servi per 2 giorni, per una settimana o per una vita intera, è uno strumento che utilizzi. Per cui sì, tu sei una scrittrice, nel senso che scrivi. Scrivo in questo senso. Sì. Che tu scriva bene o male, quello non importa perché come è un giudizio che tu non credo tu possa darti, ma è la gente che, è chi legge che deve essere in grado di giudicare. Sì. E che poi anche giudicare non è una parola corretta. Per cui fermiamoci alla tua attività da scrittrice. Facciamo così, definiamoti scrittrice, ok? Non andare in ansia per questa parola scrittrice, ansia da prestazione. Tu sei comunque una scrittrice. Hai utilizzato la scrittura per descrivere i tuoi quadri, ok? Hai mai pensato invece di scrivere e disegnare e dipingere una scena delle tue scritture, di un tuo racconto, di una tua poesia? È mai avvenuto il contrario? No, finora non no. sarebbe interessante secondo te? Non ti piacerebbe? Sì, potrebbe essere un'idea, sì. Scrivere prima e poi dipingere. Cioè invertire gli strumenti, tu dici le parole che sono significato, che significano qualcosa, che esprimano e comunicano in maniera più diretta forse di un'immagine che invece non mi è mai successo, ti dico la verità. Dà spazio all'immaginazione. Potrebbe anche succedere, potrebbe ma essere il sarà contrario. difficile, sai perché? Perché io sono un'istintiva in fondo e quindi anche l'esigenza di dipingere è molto più forte di quella di scrivere. Ti dico proprio questo è un bel, la verità. ecco, questo è è l'unico limite accettabile, tra virgolette. Sì, è un limite, ma è così. Sì. Questo è l'unica cosa che posso capire, nel senso tu dici, se c'è qualcosa che mi spinge a comunicare, lo faccio tramite
tramite la pittura, che è la prima vera passione. Sì, Però spontaneamente mi viene proprio in mano in da mano prendere il da prendere il pennello pennello, sì, 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 sì. O la matita per o la disegnare, matita. perché anche il disegno per me è Però proprio... potrebbe essere uno spunto, magari, non so, un altro capitolo della tua ricerca, della tua sperimentazione, no? Potrebbe, sì, magari se un giorno mi verrà spontaneo di aver voglia di Esatto. scrivere, lo farò, ma Finora la scrittura è finora per me concepita è stato... soltanto sì. come possibile concretizzazione, esplicazione dei tuoi quadri, e questo Esatto. è assolutamente Finora sì. una tua cifra stilistica, è un tuo, appunto, torno a dire, modo di operare apprezzabilissimo, anzi, moltissimo. Un'altra cosa che voglio chiederti è, a proposito della tua pittura, hai dei oltre alle tue tecniche di cui abbiamo parlato, hai dei rituali ben precisi quando dipingi? Hai bisogno di un Sì, certo clima? Hai mamma delle mia. cose che devi ripetere? Guarda, è una cosa incredibile, ma io devo avere tutto a posto Mhm. prima, tutto in ordine, se no io devo avere tutto l'intorno, proprio tutto preparato. Poi devo avere il cagnolino a posto, seduto magari, Ah, tranquillo, ecco, perché ecco. se il cane si agita e deve uscire o lo vedo non riesco, non riesco. Devo avere proprio tutto intorno a me. Quindi Tutto io dipingo in sistemato. genere di pomeriggio, mai di mattina, perché di mattina è tutto preparatorio a quel momento in cui finalmente potrò mettermi lì a fare finalmente quello che voglio, no? Che è dipingere. Quindi è tutto preparatorio. E non devo lasciare indietro niente, che così non ho l'ansia del dire "Ah, tra un po' devo preparare la cena". No, io non devo avere niente, io Devi avere tutti devo essere il in momento per un'oasi, te. in un momento di oasi, di- in una zona proprio, zona franca. E lo vedi come un momento liberatorio oppure ti metti un po' d'ansia? No, un po' sì, un pochino, ma non più di tanto. Sì, un pochino sì, perché a volte ho il dubbio di non riuscire a fare quello che voglio. Cioè, magari ho in mente un'immagine di cui io voglio fare quella cosa lì e devo riuscire a farla. Magari non mi viene, non mi esce subito. Magari subito, non lo so, perché non... E ci devo lavorare finché non mi arriva. E allora sono felice, sai. Ecco, la mia felicità è questa, quando finalmente ho detto, oh, ce l'ho fatta. Ma non è neanche quando finisci un quadro, non è quello. Quando è? È prima, è precedente, quando lo stai per finire, che vedi che comunque ormai ci sei, che quello che volevi fare l'hai fatto, quello che volevi dire probabilmente l'hai Che detto. basta un tocco Sì, e... e che poi è quasi finito, quindi dopo è una questione solo tecnica, solo di Esatto. rifinitura, ma quando l'idea che ti è uscita riesci a realizzarla e dici ormai ce l'ho fatto, l'ho quasi finito, è realizzata, è quello che E quella è volevo, la allora lì io felicità. sono felice. Mm. Senti, prima di chiudere, anticipiamo un evento, Sì, comunichiamo al pubblico un evento importante, diciamo, che si svolgerà nei sì, prossimi molto giorni, carino, sì, molto carino, che è una mostra, no? questo qua. Ok, vuoi parlarne tu? Se vuoi puoi parlarne tranquillamente. Sì, questa è la locandina che mi ha mandato il presidente ieri, il presidente dell'Associazione Poeti Itineranti di Modena. E sono vari eventi che loro organizzano, già alcuni li abbiamo fatti insieme. Cerchiamo di unire poesia e pittura. Io metto la pittura, qualche mia poesia è stata letta, ma non tutte, ma va bene così, insomma. Sono bravissimi, sono dei ragazzi di Modena, ragazzi e ragazze di Modena. Si chiamano poeti itineranti perché portano la poesia in mezzo alla gente. Quindi creano questi eventi. È al caffè 822 di Modena. Subito uscendo da Modena, a destra, c'è questo bar grande, bello, carino, simpatico, dove sarà fatto un aperitivo col buffet offerto, l'aperitivo no, ma il buffet sì, offerto dal titolare. È uscendo da Modena verso Bologna, sulla via Emilia Est. Ecco, uscendo da Modena sulla Chi destra verso volesse Bologna. prendere parte a questo evento, è Sì, una lettura di sì. poesie, ci sono anche esposte le tue opere, no? Sì, sì, Ah, sono mie ok. opere. Le tue Esponiamole. opere con una lettura di poesie che Sì, hanno scritto loro, però. esatto. Questo avverrà, allora si chiama Quando la pittura incontra la poesia. Sono vari eventi organizzati con vari pittori. Io ci sono da sabato 18 aprile alle ore 18:30 e la mostra dura fino al 12 maggio. Perciò sabato 18 aprile.
E poi c'è la presentazione mia e la lettura di poesie dedicate ai miei quadri scritte per l'occasione da questi miei amici poeti. Quindi sono poesie proprio Benissimo, scritte noi invitiamo sui il pubblico quadri. che volesse seguire ancora le opere, volesse vedere da vicino, di Loro presenza, sono molto più le bravi di sue me, opere cioè loro sono vere voci recitanti, e sono ascoltare bravi appunto, proprio. ascoltare Io non sono una, delle non mi poesie, passare definisco un una poetessa. pomeriggio, Ecco, sì, diciamo, sì, 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 sì. diverso, lo può fare seguendo questo 822 evento. caffè si chiama, siete invitati, anche Siete voi, tutti invitati, tutti anche noi anche voi. ovviamente. Bene Franca, io ti saluto qui, il Ok. tempo a disposizione è finito, ti ringrazio per essere stata qui con noi e ti saluto. Saluto anche il nostro pubblico, mi raccomando, la prossima settimana un artista nuovo di arte. Ciao! Grazie.